Residence degli Ulivi, l'incanto della natura per chi vive in città. Telefono 0962 96 4192 348 01 17 609. Parte l'operazione Trasparenza e riorganizzazione funzionale per l'azienda sanitaria provinciale di Catanzaro. Ad illustrare il percorso di rilancio dell'ASP del capoluogo sono stati il presidente della regione Giuseppe Scopelliti e il commissario Gerardo Mancuso. È pari a 55 milioni di euro all'anno il disavanzo dell'ASP catanzarese, con un debito consolidato di 250 milioni di euro. Serve una sanità diversa, ha detto il governatore, ed è quello per cui stiamo lavorando dal nostro insediamento. I docenti precari della scuola ieri mattina hanno occupato l'Istituto Industriale Monaco di Cosenza, dove ogni anno si svolgono le operazioni di nomina degli incarichi, bloccando le convocazioni per l'anno scolastico 2010-2011. Insegnanti esasperati protestano per il loro posto di lavoro in tutta la Calabria e l'Italia e promettono di continuare ad oltranza una storia che si ripropone di anno in anno. Doppio importante incontro romano per il procuratore generale di Reggio Calabria Salvatore Di Landro. Oggi appuntamento con il guardasigilli Angelino Alfano e il Consiglio Superiore della Magistratura. Domani invece sarà la volta del Ministro dell'Interno Roberto Maroni. Intanto il procuratore aggiunto vicario di Catanzaro Salvatore Murone ha cominciato a visionare gli atti dell'indagine sull'attentato a Di Landro. La vicenda di Reggio Calabria in un senso o nell'altro si chiuderà a breve nei prossimi 3 o 4 giorni. Lo ha detto Giuseppe Scopelliti. Il governatore è poi intervenuto anche sulla querela nazionale che sta contrapponendo Berlusconi e Fini. Nonostante tutta la mia storia, ha dichiarato in un'intervista al giornale, chi oggi possa rappresentare fino in fondo le mie idee, il mio sogno di paese è Berlusconi e il PDL. Il PDL, ha concluso, è la mia casa. Ieri a Catanzaro cerimonia per festeggiare i 100 anni dall'entrata in funzione della funicolare. Nel corso della manifestazione l'assessore comunale Pino Soriero ha sottolineato lo sforzo dell'amministrazione per la valorizzazione del piano urbano della mobilità. Il 1° settembre del 1910 Catanzaro è stata la prima città in Italia ad essere collegata su rotaia dalla stazione della ferrovia di Catanzaro Sala fino a via Indipendenza. Cambio di guardia alla Capitaneria di Porto di Crotone. Dopo 2 anni il comandante Giuseppe Meli lascia e al suo posto subentra Nicola Freda, proveniente da Napoli, che nei prossimi giorni assumerà il comando. La cerimonia del passaggio delle consegne sarà domani, mentre oggi Freda si è presentato alla stampa. Ieri invece i comandanti uscente e subentrante hanno incontrato il presidente della provincia Stanislao Zurlo. Si svolgerà oggi il momento clou delle manifestazioni per la festa della Madonna di Polsi. Ieri infatti c'è stato il tradizionale pellegrinaggio sotto l'occhio vigile di decine di carabinieri e poliziotti. I riti culmineranno con la celebrazione eucaristica officiata dal vescovo Morosini. Grande l'attenzione sotto l'aspetto dell'ordine pubblico per evitare che si ripeta quanto è accaduto lo scorso anno, quando ci fu un summit di 'ndrangheta. Si è svolta in questi giorni a Cinquefrondi la prima festa del popolo. La manifestazione, fortemente voluta dall'amministrazione comunale del paese, è stata l'occasione per festeggiare la fine dell'estate cinquefrondese. Dal 2 al 4 settembre l'associazione politico-culturale Rinascita per Cinquefrondi invece ha organizzato una festa popolare con dibattiti che tratteranno temi d'attualità come immigrazione e integrazione. L'appuntamento è per stasera presso il parco di Viale Matteotti. La chiusura del Festival Armonie d'Arte è affidata quest'anno ad una versione di Gian Burrasca. Il prossimo 12 settembre al complesso monumentale di Catanzaro, Elio delle Storie Tese vestirà i panni di Gian Burrasca, lo scatenato protagonista del romanzo di Vampa, scritto nel 1907, e lo farà cantando ed interpretando i momenti salienti della storia. Il testo e la supervisione registica saranno a cura di Lina Wertmüller, a comunicarlo il direttore artistico Chiara Giordano.